Allora, arriviamo a bomba agli affitti brevi, poi parleremo anche della tassazione, però è importante arrivare a questo, perché poi si collegano. Una persona ha un appartamentino, qualche cosa, un immobile, e vede questa opportunità. Come funziona, che cos'è soprattutto, quali sono le novità normative? Allora, diciamo che per affitti brevi intendiamo gli affitti che sono contenuti nel termine di 30 giorni. Sono affitti dove non è necessario procedere con la registrazione, bisogna dare l'anno successivo la comunicazione di chi ha comunque condotto l'immobile, ma non c'è l'obbligo della registrazione. E sono, ecco, fino a 4 appartamenti non sono considerati imprenditori, per cui è il piccolo proprietario che tenta di mettere a reddito i propri beni immobili. E devo dire, a differenza di quello che si tenta di far passare con una certa stampa, non è una volontà di arricchimento, ma è il segno di un fallimento dello Stato, e mi spiego meglio. Oggi dare in locazione un appartamento spesso vuol dire perderne la disponibilità, perché se un conduttore non mi paga regolarmente l'affitto, bisogna passare attraverso il tribunale, poi attraverso gli ufficiali giudiziari, in alcuni casi attraverso i servizi sociali, quindi ci vogliono mesi e mesi di pratiche burocratiche, ci vogliono dei costi che agli avvocati, io sono avvocato, può anche andare bene, ma insomma mi metto nei panni del proprietario, non pensa di essere stato agevolato con questo sistema. Si trova spesso con dei danni ingenti all'interno dell'appartamento, per cui viene disincentivato alla locazione normale, chiamiamola così. Quindi molti stanno puntando alla locazione breve, visto l'aumento esponenziale di turisti che ci sono stati negli ultimi tempi, specialmente in città come Padova. Insomma, chiunque sia del territorio avrà visto girando per le piazze come ci siano moltissimi turisti. Quindi approfittano di queste locazioni brevi, che in teoria sarebbero in qualche modo agevolate, proprio perché non c'è la necessità di registrare il contratto. Non dico per guadagnare di più, perché poi danno la biancheria, magari c'è la donna che deve andare a pulire, ma per avere la certezza di riavere il proprio immobile indietro. In condizioni decenti, dopo una settimana, cioè ti rimane il turista una settimana, a parte che in linea di massima si fanno pagare prima, ma anche non ti pagassi una settimana, non dice vabbè, non è così grave, e poi più di tanti danni in 3, 4, 5 giorni non sono in grado di fare, e quindi tornano ad avere la disponibilità del bene. Disponibilità che, ripeto, nelle locazioni normali spesso si perde, e quindi questo secondo me è un fallimento dello Stato, laddove invece lo Stato tenta di attribuire al piccolo proprietario il fatto che i centri storici stiano perdendo popolazione, che non ci siano immobili in città come Padova per gli studenti, e questo appunto perché c'è un florilegio di locazioni turistiche. Ti dico le assurdità per tentare di fermare le locazioni turistiche. Ad esempio adesso con la Santanchè, il ministro Santanchè, stanno mettendo un po' d'ordine e vogliono addirittura dire perfetto, la locazione turistica, che per essere considerata breve non deve superare i 30 giorni, non può essere per la prima notte, a meno che non ci sia un nucleo familiare con almeno 3 figli e il padre o la madre, il capofamiglia. Addirittura su pressione della Federalberghi sembra che vogliono portare alle prime 2 o 3 notti. Ma è difficile che un turista resti più di 2 o 3 notti, di solito viene, sta 2, 3 notti, poi 4 dipende dalla al città, massimo. ad esempio anche Padova ha una permanenza molto bassa, per esempio ci sono città dove c'è una permanenza maggiore, altre che sono le città di transito. Ecco, no? No, allora tieni presente che la Santanchè nella normativa parla non di tutte le città, ma delle città metropolitane, che sono Venezia, Bologna, Milano, Torino, Roma, dove comunque alcune altre. Però un attimo, permettimi, su queste la normativa sarà obbligatoria, potrà essere recepita anche nelle città dove c'è un impatto turistico
importante in base a una serie di dati. Certo. Padova sicuramente rientrerà in questi dati, quindi c'è anche il rischio che queste limitazioni vengano applicate alla città di Padova, ma non solo. Addirittura a Venezia è un unicum in questo momento, però è una strada che si è presa e vogliono in maniera importante disincentivare le locazioni brevi, per cui dicono: perfetto, tu proprietario del tuo appartamentino non lo puoi locare per più di 120 giorni l'anno. Quindi mettono dei limiti minimi. Ma è passato questo provvedimento? Beh, su Venezia c'è già. Ah, c'è già. Su Venezia c'è già da un pezzettino, c'è il collega, l'avvocato Marchi, che sta battendo come un leone su Venezia per la questione da un pezzo. Perché bisogna vedere se uno vale la pena, se ha una resa sufficiente, 120 giorni in un anno di locazione. Sì, bisogna vedere, ma ripeto, la volontà è quella di disincentivare, poi andiamo a vedere, dietro c'è la Federalberghi. Però allora andiamo ancora più a fondo. Dietro queste grosse catene di hotel, sono tutte catene italiane o sono catene estere? Mentre la piccola proprietà è tutta in mani italiane, quindi stiamo parlando di un'economia di territorio, stiamo parlando della gente che si è messa da parte con sacrifici i soldi per un appartamento e ci vuole ricavare qualcosa per avere un po' di sicurezza per sé e per la propria famiglia, e fa girare l'economia sul territorio. Siamo altrettanto sicuri che l'economia dei grossi alberghi, che sono in mano spesso di multinazionali, faccia girare altrettanto bene l'economia? No, ma poi secondo me c'è anche un discorso di mercato, che il mercato deve essere libero e su libera scelta. Deve essere libero. Io immagino, ma poi conosco anche persone che hanno una classica famiglia con 2 figli, ormai siamo arrivati anche a un figlio, eccetera. In hotel la colazione la paghi staccata, no? Adesso prendi la stanza e paghi la colazione, e non costano poco, perché vanno da 15, 18, 22, 23 euro e giù di là. Una famiglia con 2 figli o un figlio, insomma, la cifra è rilevante. Se uno dice: non è che voglio stare in questa città, Roma, 3-4 giorni, Milano, 3 giorni per visitarla bene e dintorni, vado in un hotel, devo pagare anche la cena. Il pranzo sarà il panino fuori, ma devo andare fuori a cena. Il classico affitto breve ti consente di avere un appartamentino col famoso angolo cottura, dove uno può magari far mangiare i bambini a colazione con quello che c'è, e la cena la mangi magari a casa, ti prendi una pizza, puoi risparmiare, perché bisogna vedere che le famiglie non hanno questo potere d'acquisto mostruoso. Allora, sia risparmio, sul quale tu hai perfettamente ragione, ma anche un diverso stile oppure un modo diverso di vivere la città. Turismo, voglio starmene tranquillo, non voglio passare per la portineria, voglio starmene avere una stanza anonima, dove piccolissima, dove non posso neanche aprire la valigia. Esatto, quindi sono servizi diversi. Noi come Confedilizia non capiamo perché debba essere ulteriormente penalizzato il piccolo proprietario, impedendogli di locare per una notte o le prime 2, adesso vedremo cosa dirà, come sarà la normativa definitiva, o prendere la via che è stata presa a Venezia, imponendogli dei limiti di... Assolutamente, di tempo Ecco, perdonami solo un attimo, perché sì, dopo leggiamo il messaggio. Poi mi fai la domanda. Ecco, volevo dire che in quest'ottica diciamo, la nostra battaglia per tutelare la proprietà, che dà una libertà alle persone, si sono rivolti a noi i membri di un'associazione che è in Veneto, che loro gestiscono in bed and breakfast, e mi chiedevano appunto di collaborare. Volevo fare il nome perché, se mi è permesso, perché stiamo combattendo la battaglia assieme. Sì, questi si occupano di bed and breakfast, quindi. Si occupano anche di locazioni brevi, ma è per dire come non ci siamo solo noi, ma siano diversi. Allora, è pur vero che, ad esempio, nel centro storico in questo momento è difficile trovare un appartamento in locazione normale, perché tutti hanno visto l'opportunità di locare ai turisti. Ma come dicevo prima, io sono proprietario, sono una persona fino a prova contraria libera in questo paese. Perché lo Stato mi deve disincentivare nella gestione di un bene che è mio? Cioè, all'università al primo anno ci insegnavano che il proprietario può godere e disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva, perché allora, se lo Stato vuole incentivare invece le locazioni non brevi, ma le locazioni di lunga durata, 3+2 o 4+4, perché non mi defiscalizza in determinate aree la locazione?
Se sono aree turistiche e quindi dove c'è il problema per avere una locazione ordinaria, chiamiamola così, defiscalizzami, mi togli l'IMU, mi togli la cedolare secca o l'IRPEF e me la abbassi, e allora a quel punto sarò incentivato a locare anche per la durata normale del 3+2 o del 4+4. Oppure prendere l'area del 4+4, dove comunque c'è sempre il rischio che poi l'inquilino non vada fuori. Anche nel 3+2 c'è allora il problema è sempre quello. Lo Stato dovrebbe essere efficiente e gravare meno sulle tasche del contribuente con le tasse. Questo va a decremento anche dei conduttori, perché sono stati pubblicati dei testi molto interessanti, proprio tra l'altro da Confedilizia in associazione con la casa editrice Rubettino, dove viene provato, proprio con dati alla mano, come ad esempio, se ricorderai il vecchio ecocanone, avresti distrutto il settore delle locazioni. Non è mettendo degli impedimenti che si incentiva la locazione. Sono altri i meccanismi. Assolutamente. Volevo leggere anche il messaggio che era arrivato poco fa in regia, vediamo se riusciamo a rimetterlo in onda un attimo. Ho affittato il mio piccolo appartamento per avere un'entrata e tenerlo in uso. Dopo 4 anni non vi dico in che condizioni l'ho trovato. Pessimo. Se il piccolo guadagno lo devo spendere in avvocati e perizie per un risarcimento danni, meglio lasciarlo sfitto. Il discorso è questo, cioè il problema che è nato tra l'altro dopo il Covid è che durante il periodo del Covid molti si sono trovati gli appartamenti sfitti e hanno provveduto anche a sistemarli. Poi scusa, perdonami, è successo ben peggio, sono stati bloccati gli sfratti. Durante il periodo Covid, oltretutto, gli sfratti sono stati bloccati, per cui io ho assistito dei miei clienti dove si sono trovati con l'immobile occupato arbitrariamente, quindi proprio gente che si è insediata presso l'immobile. Ovviamente uno che va ad occupare un appartamento non sarà certamente intenzionato a pagare l'affitto, e siamo rimasti bloccati, oltretutto, perché c'era stato il periodo Covid. Quindi ecco, vedi che spesso le istituzioni non sono così favorevoli verso il locatore, e il vostro telespettatore ha perfettamente ragione. E quindi l'inefficienza dello Stato e il voler, diciamo, in qualche modo rendere la vita difficile ai proprietari va a nocumento anche dei conduttori, perché alla fine non si trovano appartamenti in locazione. No, ma anche il fatto stesso, quando c'è stato, conosco diverse persone che mi hanno raccontato che avevano dato l'appartamentino, le 2 o 3 stanze agli studenti, quando c'è stato il Covid facevano smart work, studiavano da casa, hanno lasciato gli appartamenti vuoti, ma li hanno trovati in condizioni terrificanti, una cosa inumana, cioè veramente capisco, cose inumane. Ma andiamo oltre inumane, ho proprio fatto degli sfratti dove peggio di Turi. Esatto, per cui tu, tra l'altro alcuni subaffittati, cose assurde, li hanno rimessi a posto, alcuni dicono faccio l'investimento, li rimetto a posto. Quando tu l'appartamento ce l'hai messo a posto, hai speso, stiamo parlando, migliaia di euro, perché naturalmente non sono noccioline, te la senti psicologicamente e fisicamente, economicamente, di ridarlo in modo tale che in poco tempo venga ridotto a un tugurio, punto di domanda, e rispenderci altri soldi, oppure lasciarlo così in degrado totale? Questa è la questione. E la risposta è spesso no. La gente perché sono pensionati molti anche, tra l'altro. Sia gente che ci ha messo l'anima per comprarsi un appartamento, chiamiamolo di riserva, e vederselo in quelle condizioni, veramente ci sono delle persone anziane che ne fanno una malattia. E allora io sento i discorsi, ad esempio, che ci sono con i sindacati, quando ci troviamo per gli accordi territoriali, che sono sindacati degli inquilini, e c'è questa tendenza a dire, beh, se uno ha un secondo appartamento e lo tiene sfritto, bisogna aumentargli le tasse. No, perché? Io mi chiedo veramente perché. Perché mi piace tenerlo vuoto, perché entro dentro questo senso di vuoto, mi piace, ma l'appartamento è mio, perché mi devi tassare? Laddove tu Stato comunque non mi garantisci nei miei interessi, nei miei diritti, anzi più che interessi, sono proprio diritti, il diritto di riavere il mio immobile, il diritto che mi venga pagato l'affitto, il diritto comunque di trarne un reddito perché ho sacrificato a monte per comprarlo, non sono andato in ferie per comprare quell'appartamento, e quindi mi garantirà una vecchiaia magari più serena, potrò andare in casa di riposo e pagarmi la retta della casa di riposo, e quindi non vedo perché criminalizzare. Magari sul comune. Esatto. Ecco, è un'altra cosa. Tieni presente che comunque nelle locazioni brevi pagano la tassa di soggiorno.
E comunque è un introito per infatti per adesso i voglio territori. tornare sulle locazioni brevi, perché ci sono delle novità normative importanti, cioè c'è la registrazione, la trasmissione dei dati, c'era già la tassa di soggiorno, comunque esiste, sì. Ci sono degli obblighi anche degli intermediari, tra l'altro, per cui sapere che non è una cosa così, che non è regolamentata, assolutamente è regolamentata molto nel dettaglio. Ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.